Buonasera, ospite di questo nostro approfondimento è oggi l'avvocato Enrico Quattrocchi. La sua lunga esperienza forense e il ruolo di esponente politico della sinistra ci hanno indotto a rivolgere delle domande in un momento particolare di grave difficoltà economica, di travaglio sociale, di stupore e sbigottimento per tutto quello che sta accadendo anche in campo giudiziario e che le persone di ogni condizione sociale si pongono e che l'opinione pubblica si attende. Avvocato. Beh, certamente siamo andando alla vigilia delle elezioni politiche, il che è evidente che sta, diciamo, tenendo viva l'attenzione non solo per le candidature, ma soprattutto per quello che potrà essere l'esito delle elezioni politiche. Noi usciamo dalle dalle elezioni regionali. E devo dire che il risultato era quasi scontato, la sinistra aveva dato una prova molto deludente sul piano regionale, del governo regionale, lo dobbiamo riconoscere. Il PD ha avuto il torto di non avere in tempo utile preso le distanze da quella esperienza di governo, così come era nata, non poteva reggere e avrebbe dovuto invece dare un out o comunque cercare una soluzione. Al limite spingere anche per le elezioni anticipate alla regione, e forse questo avrebbe potuto consentire al PD di poter riprendere nuovamente la guida della regione. Non è stato fatto e le situazioni interne di questo partito erano difficili e poi la difficoltà si è palesata chiaramente con la scissione, quindi con le lacerazioni interne che già maturavano e che poi hanno avuto un momento di manifestazione traumatico. E naturalmente tutto questo ancora continua a pesare. Le elezioni regionali, per fortuna, devo dire che non abbiamo avuto l'esperimento che poteva esserci di improvvisazione. Non si improvvisa la guida di una regione importante come la Sicilia, con le difficoltà che ha, con i debiti che ha, con la mancanza di infrastrutture viarie, di difficoltà di handicap che ha rispetto al contesto economico generale, anche perché non c'è soltanto la Sicilia, c'è tutto il sud che in effetti la questione meridionale in questi anni è stata completamente abbandonata e addirittura abbiamo situazioni anche sotto il profilo dell'ordine pubblico da temere, perché intere regioni o interi comuni, come abbiamo visto da Roma in giù, diciamo, si è in condizioni quasi di non poter controllare il territorio da parte dello Stato, una cosa grave, manca solo il brigantaggio, dopodiché avremmo veramente la situazione travolgente nel nostro paese. E allora quindi anche le elezioni politiche debbono farci sperare di una ripresa, perché c'è una piccola ripresa economica, ma navighiamo in basso, diciamo, abbiamo ancora una situazione in cui usciamo appena dalla negatività dei numeri per sperare di poterci riposizionare su una condizione di ripresa vera, ma questa ripresa al sud non c'è. Malgrado le trasformazioni, i tentativi, non è che mancano le imprese, le piccole imprese, ma tutto da noi stenta, perché c'è tutto che naviga e tutto che rema contro chi vuole sollevare la testa e chi vuole impegnarsi nel nostro territorio, non soltanto ad Agrigento, ma dovunque, per poter diciamo, creare iniziative economiche, imprenditoriali. Tutto è contro l'impresa, e tutto è contro l'impresa significa che tutto è contro il lavoro, e la realtà sono i comuni che si sono spopolati, la popolazione tra l'altro
un'emigrazione di chi se ne va e non torna e chiude. Basta vedere nelle scuole che cosa c'è, la riduzione della popolazione scolastica, le riduzioni di classi che continuamente ci sono, un fatto di grandissimo allarme che nessuno considera, così come nessuno considera adeguatamente il fatto che il demos, il popolo, si è distaccato dalle istituzioni, perché quando abbiamo le cifre che registriamo di astensionismo, tutto questo dovrebbe essere non considerazione riservata ai giornali, ai politologi, dovrebbe essere invece un problema di dibattito costante, continuo, e invece questo non c'è. Mancano i partiti, mancano le organizzazioni sindacali, mi dispiace doverlo dire, mancano le organizzazioni sindacali. Non è che manca soltanto il liderismo a livello nazionale, prima c'era il liderismo anche a livello locale, veniva dalle organizzazioni di categoria, dalle organizzazioni sindacali, dai lavoratori, dai professionisti, cioè vi era un impegno corale che suppliva evidentemente anche a una mancanza di indicazioni sul piano nazionale, e poi il comune era il centro di interesse di tutta la collettività, e oggi i comuni che hanno difficoltà a poter reperire i soldi facili che avevano da parte della regione prima e da parte dello Stato, si stanno rivalendo su che cosa? Sulla proprietà privata. Sulla proprietà privata. Qui praticamente non è che ormai ci dobbiamo preoccupare del peso schiacciante del fiscalismo a livello nazionale, ci dobbiamo preoccupare di più di quello che paghiamo di imposte dirette o indirette nei confronti del comune, perché è diventata una situazione insostenibile, e non si può accettare che in consiglio comunale ci vadano persone che vanno lì per poter raccattare il gettone di presenza o qualche altra cosa. Vogliamo consiglieri comunali che siano in grado di capire la realtà della macchina burocratica e di dominarla, e di indirizzarla bene a difesa del territorio e a difesa dei cittadini, del patrimonio dei cittadini. È una situazione che ormai sta creando non solo scondendo, ma vera e propria preoccupazione. Le persone ormai sono assillate alla proprietà, quel poco di proprietà che poi era il risparmio che si era tradotto da noi, perché oltretutto era, come dire, il mattone che doveva costituire la sicurezza dell'avvenire per sé e per i propri figli, e che invece si sta traducendo soltanto in un danno. Chi ha proprietà oggi finisce con l'avere delle condizioni di preoccupazione vivissima, e non si può continuare in questo modo, perché noi la ripresa economica dobbiamo averla, perché dobbiamo metterci al passo di tutti gli altri paesi occidentali, non possiamo continuare in queste Avvocato, lei ha messo tantissima carne al fuoco che avremo modo in questo nostro spazio di approfondire meglio. Ecco, una cosa, lei all'inizio ha detto, questa spaccatura del Partito Democratico, la spaccatura della sinistra che, diciamo, è stata sempre storica nella vita politica siciliana e italiana, vero? È vero, sì, no. Poi Renzi ci ha messo del suo, chiaramente. Tutti ci hanno messo del proprio, diciamo, non soltanto Renzi. Renzi ci ha messo del suo, nel senso che ha fatto diversi errori tattici, però sono errori tattici, perché in fondo la barra l'ha saputo mantenere dritta e meglio di tanti altri. Renzi si è trovato in un partito in cui era stata fatta una fusione a freddo e non c'era un'anima. Quel partito, c'è l'anima democristiana e l'anima comunista. Democristiani e comunisti, perché sostanzialmente il PD era il ricongiungimento di queste due forze, ed era il ricongiungimento di forze residue di quelle che erano state invece le forze che subito dopo la fine della guerra avevano, anche in posizioni di scontro, collaborato comunque e avevano accettato un piano di interventi
di carattere socialdemocratico, perché sostanzialmente noi questo abbiamo avuto subito dopo la fine della guerra. L'Italia usciva dal fascismo e l'Italia era distrutta dalla guerra, avevamo perduto la guerra e quindi avevamo dovuto sottostare anche alle condizioni che ci avevano imposto tutti, dalla Russia agli altri ci tolsero le navi, ci tolsero le cose, non dimentichiamo queste cose, il naviglio, tutta una serie del naviglio di guerra, ma non solo. E poi però il paese è riuscito a riprendersi, ma è riuscito a riprendersi su un terreno riformista, su un terreno che ha funzionato, perché io mi ricordo come le condizioni sociali del paese sono cambiate nel giro di 20-25 anni. Se noi ricordiamo, io ho la mia età e quindi lo ricordo meglio, ma anche i giovani non fanno difficoltà a capire come vivevano prima le famiglie, le loro stesse famiglie, i padri. Se andiamo a vedere in giro, in tutti i comuni, dovunque, i professionisti che ci sono ora, la larghissima parte di professionisti, e quindi anche la scolarizzazione che c'è stata, enorme la scolarizzazione è stata, ed è stato un salto di qualità, è un salto di civiltà, un salto di progresso, un salto di benessere economico. Ci fu un momento in cui si diceva l'America l'abbiamo in Italia, non l'abbiamo in America. Cioè il miglioramento è avvenuto anche verso le infrastrutture. Il miglioramento era avvenuto notevole, anche verso le infrastrutture. Figli di lavoratori, di impiegati, di contadini, avevano potuto accedere alle scuole, avevano potuto accedere all'università e quindi già c'è un ribaltamento e quindi quello significa veramente una società che poi funziona. Oggi tutto questo non può avvenire, oggi tutto questo si è fermato e lì la società è intrappolata in una condizione di incapacità di procedere a sbloccare questa prospettiva, perché nessuno dà indicazioni, e se le indicazioni vengono nel senso delle promesse di elevare questo, di aumentare la spesa pubblica, non c'è da crederci, perché è negativo. Noi non abbiamo bisogno di aumentare la spesa pubblica improduttiva, abbiamo bisogno di aumentare la spesa pubblica produttiva, e la spesa pubblica produttiva è soprattutto a avere quelle possibilità di infrastrutture e comunque di condizioni di mobilità, di mobilità non solo sul piano sociale, che mettono l'Italia in condizioni di poter anche come dire, fare fruttificare quella che basta vedere la bellezza di tutto quello che Piero D'Angela ha potuto illustrare, ma però chi viene qui da noi è un eroe, perché se con quelle strade che abbiamo, con quell'isolamento che abbiamo, se pensiamo che in 8 anni si fece l'autostrada da Milano a Napoli e oggi da 8 anni non siamo ancora riusciti a fare la Porto Empedocle e Caltanissetta, dico, di che parliamo? Siamo isolati per andare a Palermo, c'è tutto da rifare in questo paese. Il discorso che facevamo delle elezioni regionali, mi colpì il modo come venivano commentate i risultati delle elezioni, indipendentemente di chi ha vinto e di chi non ha vinto, con uno sguardo dato all'assemblea regionale. E il risultato era chi erano gli eletti, insomma, si chiedeva chi erano gli eletti. Eredi evidentemente di situazioni politiche tradizionali. Indagati acchiappapopolo, acchiappavoti più che acchiappapopolo, sì. Acchiappavoti. Allora, e quindi questo che cosa significa? Che la qualità politica e quindi la qualità umana, la qualità professionale, tranne le eccezioni che ci sono, sì. Perché ci sono, non facciamo di tutta l'erba un bacio, ma
la qualità evidentemente manca, e manca perché mancano le condizioni politiche per farle nascere queste cose. I partiti sono scomparsi, diciamocelo chiaramente, i partiti sono scomparsi. Il PD è stato un esperimento, ma è l'unico che ha avuto il coraggio di poter intestarsi una politica di riforme e di intestarsi soprattutto un obiettivo. Non è fuori dall'Europa che l'Italia si può riprendere, l'Italia si deve riprendere in Europa, ma attenzione, non è che l'Europa è disposta ad aiutarci gratuitamente, va bene? Perché i predoni ci sono anche in Europa e noi dobbiamo stare attenti. Basta vedere che cosa hanno fatto di molte nostre aziende, come sono scomparse queste aziende e non sono più aziende italiane. Qui ci vuole un paese che deve trovare un terreno comune di intesa. Dobbiamo difendere l'Italia, la sua economia, e dobbiamo intestarci quelle azioni comuni che vanno fatte. Non ci può essere una destra che va al governo e distrugge tutto quello che di buono ha fatto la sinistra, e non ci può essere una sinistra che va al governo e distrugge quel poco di buono che ha fatto la destra. Così non andiamo da nessuna parte. In fondo l'esperienza migliore ci viene dalla Germania. La Germania era più distrutta dell'Italia dalla guerra, o no? Eppure si è ripresa bene, eppure la stessa Germania, che ha avuto una struttura politica molto più stabile di quanto l'abbia avuto l'Italia, ha dovuto accettare anche la collaborazione tra democristiani tedeschi e socialisti tedeschi su un terreno di sviluppo, ma non su un terreno di condizionamento negativo. Qui invece abbiamo sviluppato tutte le cose negative. È vero che la sensibilità ambientale è aumentata e si è cresciuta, per fortuna, ma dobbiamo anche dire che noi abbiamo avuto un ambientalismo che dell'ambientalismo ne ha fatto un'arma per difendere l'arretratezza, e noi non possiamo difendere l'arretratezza, noi dobbiamo difendere invece lo sviluppo, le trasformazioni, tutto quello che può portare aiuto e sviluppo economico e quindi ricchezza. E se c'è ricchezza, se si allargano le basi della ricchezza, il debito pubblico scompare. Come deve scomparire il debito pubblico se non c'è ricchezza, se non aumenta la ricchezza, se le imprese se ne chiudono e se ne vanno all'estero, se noi i prodotti, anziché averli in Italia, anziché produrli in Italia, i nostri industriali si sono trasformati in commercianti che acquistano la merce direttamente in Cina e ce la portano e ce la rivendono qui, e questo non è che lo fanno le piccole imprese, addirittura anche le grandi imprese. A questo punto l'Italia si impoverisce, non c'è dubbio. Guardi, io non credo che la situazione alla regione tutto sommato sia andata molto male. Io credo che con tutti i limiti che ci sono, certo c'è la destra e io non mi fa piacere che... No, su questo però volevo farle una domanda a proposito. Può essere che il centrosinistra abbia scelto un candidato poco politico rispetto al centrodestra? Forse si ci aspettava una figura più politica, più forte. Non è un problema di candidato che si sceglieva, non era il problema di candidato. Questa idea Vicari forse era troppo ma non è Vicari con tutte le... Era poco conosciuto. No, Vicari è poco conosciuto, sì, ma non puoi pretendere che le condizioni di debolezza sul territorio che sono radicate, il distacco politico che è dovuto anche, rilevavamo anche dal fatto dell'astensionismo così forte. Non c'è l'astensionismo soltanto al momento del voto, ma quale partecipazione c'è alla vita politica o sindacale? Non c'è nessuna partecipazione, non c'è nessuna partecipazione. Infatti non si fanno più i comizi. Quindi, sì, ma non solo non ci sono più i comizi, di piazza, ma non ci sono più i comizi proprio perché non ci sono i dibattiti, proprio perché non ci sono le strutture. E devo dire che mancano anche le idee e mancano soprattutto i valori. Mancano i valori che non sono le utopie.
Qualcuno lamenta che i partiti hanno perduto le utopie. No, le utopie hanno fatto sempre male. Le utopie hanno portato poi, nella realtà, hanno portato al nazismo, giusto, alle follie di Hitler, ma anche alle follie e delitti di Stalin. Quindi lasciamo stare le utopie, dobbiamo andare con i piedi per terra, dobbiamo avere un agire politico razionale, senza aspettative al di fuori della realtà. Le aspettative ce le dobbiamo costruire giorno per giorno in modo serio, razionale, come è giusto che sia. Bene, avvocato, ascolti, parliamo di ripresa, di PIL, ma effettivamente quali prospettive di rilancio si ci aspetta per la nostra provincia? Guardi, qualcuno dice che tutto sommato il PIL sta aumentando al nord, c'è questo lei parlava di questione meridionale. Il PIL sta aumentando e certamente questo è un fatto positivo, soprattutto rafforza nei mercati la posizione italiana e ci tiene un po' più al riparo dalle crisi o da quelle tempeste finanziarie che ci avevano portato al tracollo e che possono farci precipitare in un abisso. Però non basta che ci sia l'aumento, perché sotto l'aspetto economico ci può essere anche un dato positivo, ma la Turchia ha numeri di 4%, di 5%, anche altri paesi, il Montenegro, piccoli paesi e cose, hanno percentuali, ma la tenuta sociale corrisponde a uno sviluppo economico. Noi qui oggi abbiamo due problemi essenziali, lo sviluppo economico e la tenuta sociale, perché la tenuta sociale nel paese è praticamente a rischio. Il vento dell'estremismo soffia forte sull'Italia e sulla destra e non possiamo avere nazisti, neonazisti, sia ben chiaro, ma soffia forte anche sulla sinistra, perché in fondo, diciamoci la realtà, Renzi e il PD è stato prigioniero di una sinistra estremista, non è stata razionale, non era il momento di fare delle scissioni, era il momento invece di discutere, di combattarsi e di scegliere la strada della collaborazione interna per rafforzare la sinistra, perché diciamocelo chiaramente, ma sono almeno 20 anni che tendiamo anche di fare delle riforme, comprese le riforme costituzionali che vanno fatte, non ci prendiamo in giro, finiamola con la demagogia della Costituzione. Questa Costituzione, Jefferson diceva che ogni generazione ha diritto di rivedere la Costituzione. Questa nostra Costituzione risale a un momento storico che è superato. Uscivamo dal fascismo ed era giusto che si desse maggiore potere e maggiore rilevanza al Parlamento e quindi la doppia Camera e quindi il bicameralismo perfetto. Allora, perché uscivamo dal fascismo e temevamo evidentemente l'uomo forte, il capo di governo forte, ma questo alla fine si è rivelato tutto in un fatto negativo. Possiamo ancora continuare in questo modo? Possiamo dire che la Costituzione è l'arca della Sacra Alleanza, è l'arca in cui nessuno si deve permettere di toccarla? No, dobbiamo riformare, ma la dobbiamo riformare in termini realistici e in termini di funzionalità. Quando si incontrano a livello europeo, si incontrano capi di governo che sono anche capi di Stato. Renzi chi deve essere se vince la sinistra, chi deve essere il leader, chi deve essere il capo del governo?
chi deve avere il riego? Ma non c'è dubbio, vediamo cosa avviene in tutti gli altri paesi. Il capo del governo corrisponde al capo del partito che ha vinto le elezioni. Ma noi perché dobbiamo cercare, soluzioni che non stanno nella realtà? Noi abbiamo cercato soluzioni fuori della realtà, come ad esempio le primarie nel PD. Parlavamo poco fa della scissione. La scissione è stata provocata dalle primarie, perché creare le primarie, fare le primarie significava mettere in atto uno strumento estremamente divisivo del partito, che c'è dubbio che poi si creano due schieramenti contrapposti. E quando si passa tra l'altro dal voto che viene richiesto a chi è iscritto al voto che può dare chiunque, e che facciamo? Questo populismo è. Questo siamo al partito della nazione. Quindi il partito della nazione non è che l'ha inventato Renzi o che l'attribuiscono a Renzi. Il partito della nazione, così come è venuto fuori, lo ha inventato chi ha fatto ricorso a cose strane alla nostra esperienza americana, le primarie, ma non hanno niente a che vedere con il nostro sistema politico, e non volere vedere la realtà, dimenticare la realtà storica, l'esperienza storica. La sinistra doveva fare riferimento a che cosa? Doveva fare riferimento a Turati. Doveva fare riferimento a Turati, non doveva fare riferimento ad altri. E non può essere neanche l'esperienza comunista, che ebbe la sua grandezza, il fatto di essere legato al Partito Comunista Sovietico. Non c'è dubbio che diede forza al Partito Comunista Italiano, ma a un certo punto quel legame, anziché essere un fatto che aiutava il Partito Comunista in Italia, era un handicap. Perché il Partito Comunista aveva avuto il merito di partecipare in modo massiccio alla resistenza, alla battaglia, alla guerra, alla liberazione del paese dai nazisti e alla liberazione dal fascismo, ma sotto il profilo della democrazia e della gestione democratica. Evidentemente il legame con l'Unione Sovietica era un legame negativo, e quel legame è caduto dopo che è crollato il muro di Berlino. E questo è stato un ritardo, non c'è dubbio che è stato un ritardo, perché noi non abbiamo avuto quello che hanno avuto i tedeschi, Bad Godesberg. I tedeschi hanno avuto la revisione che hanno saputo fare, parlo dei tedeschi socialisti, va bene? E la socialdemocrazia ha rinnovato il paese e ha fatto della stessa Germania il primo paese in Europa. Lei parlava di riforma della Costituzione, ma la gente si è chiaramente espressa. Ma la gente si è espressa perché è stata tratta in inganno, da errori. Forse Renzi ha sbagliato anche a personalizzarla questa campagna elettorale. È stato fatto da errori tattici fatti dallo stesso Renzi, chiamiamo a Renzi, per il modo come è stata fatta la riforma, le cose, l'eliminazione del Senato, che era giusto, ma se tu imposti un discorso giusto sulle note della rottamazione, evidentemente c'è una reazione anche interna. Poi la riforma non se la doveva intestare a sé come un fatto personale. Perché questo fu un altro errore. E l'altro errore è di non avere cercato la collaborazione in Parlamento anche delle altre forze, perché in modo tale da impegnare tutti ed evitare, in caso in cui la votazione ci costringeva a passare per le forche caudine del referendum, perlomeno di avere una base elettorale che avrebbe
avrebbe potuto sostenere. Il Paese ha perduto 2 anni di vita, 2 anni di lavoro assiduo del Parlamento impegnato per questa riforma e poi con questo risultato negativo. Bene, tanta carne al fuoco diceva, ma parliamo anche dell'astensionismo. Ecco, l'astensionismo che ha avuto abbiamo visto nelle ultime recenti elezioni in Sicilia, insomma, un dato abbastanza importante, addirittura ora per le prossime nazionali si pensi che può aumentare anche questo astensionismo. Ecco, come diceva lei, insomma, la gente è sfiduciata perché non riceve quelle risposte da parte dello Stato. Anzi, c'è uno Stato, come diceva lei, molto, da un punto di vista anche fiscale, c'è norme molto restrittive, addirittura oggi abbiamo visto con Equitalia si va a pignorare anche il conto corrente, i risparmi della gente, insomma da un lato si è tolta Equitalia, ma dall'altro lato insomma abbiamo visto che si stanno inasprendo le azioni repressive e le azioni fiscali di recupero. Di questo aumenta la sfiducia questo può portare anche a situazioni di grande lacerazione, ma anche esplosive. Pensiamo quanta gente per esempio non paga l'IMU e quindi i comuni che potrebbero rivalersi sulla proprietà, che cosa potrebbe comportare e che cosa significherebbe. Speriamo che a questo ci si ponga un limite e comunque un riparo. Quello che dovrebbe prevalere è che si tratta di elezioni politiche nazionali e io credo che il senso di responsabilità nel Paese ancora ci sia, anche se c'è disgusto, anche se c'è dissenso, anche se non c'è l'attrattiva degli ideali, della vita politica, del partito, l'impossibilità di scegliere il proprio candidato e quindi di dare la preferenza con consapevolezza anche sull'operato, sul legame che può e quindi l'apprezzamento che si può dare al candidato che conosci, perché questo sistema elettorale chiaramente ecco, io lì volevo intervenire proprio su questo sistema elettorale che allontana una delle cause che potrebbe aumentare l'astensionismo. Questo sistema elettorale che ancora di più allontana le persone dalla scelta politica e quindi dall'impegno a votare, a recarsi alle urne, però sapendo che ci giochiamo l'avvenire del Paese e c'è in gioco l'avvenire del Paese e parliamoci chiaro, l'Italia è quello che è il volto di chi lo rappresenta politicamente, non è che l'Italia è un'altra cosa e allora noi dobbiamo fare di tutto per partecipare alle elezioni, per impedire che prevalgano gli estremismi, per impedire che prevalgano le facilonerie e anche gli esperimenti. Non si possono fare esperimenti direttamente in corpore vili sul corpo del Paese e sull'avvenire, non si gioca con l'avvenire del Paese, perché l'Italia ha una situazione di grande difficoltà economica e qualunque errore lo pagherebbe con un baratro, nella caduta in un baratro, e noi questo non lo dobbiamo permettere. Se ricordiamo che abbiamo avuto un momento di difficoltà grave e in un momento di difficoltà grave sono tolti di mezzo i politici, si è tolto di mezzo lo stesso Parlamento, si è fatto il ricorso ai tecnici e ai tecnici di provata esperienza. Ebbene, i tecnici non sono riusciti a sanare e non sono riusciti... Anzi, hanno dato un colpo mortale, insomma, abbastanza pesante. Ricordiamo l'altissima aliquota, la riforma IMU che fece Monti, la Fornero, tutte diciamo, cose che si sta discutendo ora addirittura di abolirle. Il centrodestra propone di abolirle. Però, un momento... Queste cose in quel momento furono assolutamente necessarie, per porre riparo a una situazione tremenda di crisi e di credibilità che ci mancava per l'Italia, sul piano soprattutto dei mercati e quindi di quello che poteva comportare per la nostra economia. E se non ci sono riusciti i tecnici
Vogliamo mettere l'Italia in mano a quelli che non hanno mai fatto niente, non hanno professionalità, non hanno esperienza e non hanno nessuna condizione culturale per poter governare un paese? L'Italia non si governa improvvisando. L'Italia ha bisogno di essere governata in modo serio, razionale, credibile e soprattutto rafforzando i legami con l'Europa, come ha fatto la Francia. Macron è stato un risultato positivo per la Francia, anche noi dovremmo cercare. Certo, Macron non l'abbiamo, però noi dobbiamo fare di tutto per evitare il baratro. Però stiamo vedendo anche l'azione politica di Berlusconi che, nonostante la sua età, nonostante i tantissimi processi, è riuscito a mettere insieme un centrodestra che, stando alle previsioni, potrebbe arrivare anche a un 40%. Berlusconi ha avuto un nemico vero, che non ha saputo contrastare e sconfiggere, ed è stato se stesso. Errori e cose imperdonabili. Ne ha fatte troppe, però devo dire che un fatto positivo è stato quello di aver riportato su un terreno di democrazia e su un terreno di dialettica parlamentare anche lo stesso movimento sociale italiano. Fu lui a sdoganarlo, ma fu lui ad addomesticare anche la Lega. Non è che dimentichiamo che la Lega ci voleva portare all'esperienza che ha fatto, che sta facendo ancora traumatica, che sta facendo la Spagna. La Lega era la stessa, sulle stesse posizioni di Barcellona, per intendersi, giusto? Sì. E quindi se questo non è avvenuto da noi, se la Lega non ha parlato più né di Padania, né di scissione, né di rottura, né di indipendenza, di creazione di Stato indipendente, è perché Berlusconi evidentemente è riuscito. Certo, il faraone lo avevano dato tutti per morto e ormai per superato, sta dimostrando invece che ha una sua capacità, una sua vitalità, ma c'è anche un riconoscimento a livello europeo. Questo non significa che la destra possa dare oggi le garanzie per una ripresa del paese e per la salvezza del paese. La salvezza del paese deve venire ancora dalla sinistra, da una sinistra democratica che deve far capire anche a quella parte estremista che ancora esiste che non è quello, che è antistorico quella scissione, che è antistorica quella posizione. Le posizioni vere le dobbiamo trovare nel socialismo, dobbiamo ricreare. Guardi, Renzi ha avuto perlomeno il coraggio di portare il PD nel Partito Socialista Europeo. Ma questo l'avrebbero dovuto fare i Bersani e gli altri già prima e non l'hanno avuto questo coraggio, perché condizionati dal loro passato comunista e antisocialista. E la storia conta, il coraggio ci vuole, le scelte politiche bisogna saperle fare, la verità storica bisogna saperla affrontare anche come autocritica, perché questo può dare anche maggiore fiducia alla sinistra e la sinistra deve riprendersi su questo terreno. Abbiamo parlato di Renzi, abbiamo parlato di Berlusconi, abbiamo parlato di Salvini, ecco, parliamo anche del fenomeno 5 Stelle, si pensa che possa raggiungere posizioni vicino al 30%, però non si riuscirà a fare un governo. Ecco, un'analisi anche su questa nuova legge e su cosa potrebbero essere le future alleanze per chi va a governare. Si parla oggi di un esperimento, i numeri lo daranno, di fare come la Germania, insomma un accordo tra destra e sinistra. Mi piacerebbe una sua valutazione politica. La mia valutazione è questa, che il sistema elettorale che è stato studiato è anche frutto di una paura, di una preoccupazione creata dai 5 Stelle. Non si può, perché è un paese che rischia
di avere così la presenza preponderante di una forza politica che è soltanto una forza politica in cui non c'è democrazia. Non parliamo di democrazia perché lo vediamo tutti, non è democrazia quello che uno ci manda il proprio curriculum e poi il capo azienda stabilisce se va bene o non va bene. Il sistema elettorale è stato un po' scelto così malamente proprio perché bisognava cautelarsi per queste eventuali sorprese che potevano nascere dalle urne. Però io sono convinto che alla fine non dimentichiamo che il Paese, che l'Italia, nella sua esperienza, le forze che hanno saputo stabilizzare la democrazia in Italia sono state sempre limitate. Non è che abbiamo avuto, non dimentichiamo, c'era un partito comunista che raggiungeva il 30% ed era antisistema, fino a quando poi non ci fu l'evoluzione di Berlinguer, ma era un antisistema. Vi era un movimento sociale che raggiunse anche il 7% in certi momenti ed era antisistema. Il centrosinistra che fu cattolici e socialisti, e lì è nata la stabilizzazione del Paese e non durò un giorno. Oggi quando parliamo di riforme, parliamo della riforma della scuola media. Si ricorda che cos'era la scuola media? Ha conosciuto la scuola media e la scuola di avviamento? C'era la scuola di avviamento per i figli di operai, non c'era la scuola media, parliamoci chiaro, la scuola media per tutti. Non c'era la possibilità di accedere all'università se non attraverso il liceo classico e non si passava per altre cose, e invece non fu più così. I diritti dei lavoratori, i diritti di libertà dei lavoratori all'interno delle fabbriche, il potere che aveva il direttore dell'azienda all'interno delle fabbriche, che condizionava sotto il profilo umano, professionale, sotto ogni aspetto. Lo Statuto dei diritti dei lavoratori lo portarono i socialisti, non dobbiamo dimenticare. Se l'Italia è cambiata, ed è cambiata in meglio rispetto a com'era durante il fascismo e subito dopo il fascismo, lo fu a quella esperienza. Ecco, io ritengo che due forze sono venute meno. Sono i cattolici che non hanno più un ruolo politico, chiaramente. Certo, i cattolici che erano prima costretti a stare tutti in un partito, poteva andare bene al momento in cui l'Italia fu liberata, c'era il pericolo, diciamo, di essere tra Occidente e Oriente, e quindi la Chiesa era in discussione, la Chiesa scese massicciamente nell'agone politico, e allora però i cattolici debbono evidentemente ritrovare il loro ruolo, e soprattutto i cattolici liberali. Dall'altra parte i socialisti non possono restare quello che sono attualmente, che non esistono. Sono scomparsi. Perché in Europa il welfare, la democrazia, il benessere, la difesa dei diritti dei lavoratori lo garantiscono soprattutto i socialisti, ed è ai socialisti riformisti che noi dobbiamo fare riferimento. Ma è scomparso comunque, in crisi, no? Vabbè, si dovrà creare. Qualcuno lo dovrà creare. Il PSI è scomparso, i tempi di Craxi, che ricordo arrivò anche al 15%. Purtroppo il PSI è scomparso, ma bisogna ricrearlo, ma bisogna ormai non ricreare il vecchio PSI, non avrebbe senso. Bisogna ricreare una forza politica di sinistra, riformista, socialista, che abbia un forte substrato morale, perché questo è quello che conta. La politica deve avere grandi valori. Se la politica non è intrisa di valori, se la politica non avverte il senso morale, evidentemente naviga male e non produce niente di positivo. Senta, queste emergenze
che stiamo vedendo? Presenza massiccia degli immigrati, la ripresa degli sbarchi di profughi che lasciano appunto queste zone del centro Africa. Ecco, sono situazioni chiaramente che l'Italia sta affrontando con una certa difficoltà, anche un po' abbandonata dall'Europa. Ma l'Italia è stata questo condizionerà il voto? Certo, tutto questo oggi condiziona, perché stiamo vedendo che ci sono anche forti resistenze nella popolazione ad accettare un numero altissimo di immigrati che arrivano giorno dopo giorno. Questo sta creando anche condizioni di tensione, spaccature, condizioni di tensione sociale in tante situazioni. L'Italia non è un paese razzista, parliamoci, siamo sempre gli italiani, abbiamo avuto purtroppo anche noi le leggi razziste che Mussolini fece al seguito, oggi siamo proprio in un giorno in cui si ricorda la Shoah, ma non appartengono alla nostra storia. Alla nostra storia e al sentimento degli italiani, ai sentimenti degli italiani. E devo dire che noi scontiamo lì purtroppo un grave errore politico, è un errore politico e dell'ambizione politica, i progetti ambiziosi di Sarkozy che ha aperto il vaso di Pandora e da lì sono venute fuori tutte le tempeste ed è venuta fuori questa tempesta. Abbiamo difficoltà a fronteggiare questa situazione, non possiamo sparare a chi si avvicina alle nostre coste, dobbiamo fare di tutto per accogliere, ma non può essere un problema dell'Italia soltanto e che si carica soltanto, perché questo crea anche intanto difficoltà economiche, l'Italia non è in condizione anche soltanto mantenere già tutto questo assetto navale e così via, logistico, è un costo enorme, quotidiano. Poi mantenere, e poi che prospettive diamo a chi è qua? Perché c'è stato un momento in cui arrivavano gli immigranti, ma poi sparivano, trovavano il modo per raggiungere altri propri familiari in Francia, in Germania, tutto questo è finito, restano qua. E noi non possiamo dare prospettive, non abbiamo nessuna prospettiva. L'integrazione può avvenire soltanto quando è diluita nel tempo ed è limitata. Quando arrivano ondate massicce, è una vera e propria invasione e molte parti del territorio li vive come invasione. Di più, chi li soffre maggiormente queste cose poi è proprio chi è più a livelli più bassi sul piano anche economico, sul piano sociale, perché c'è la concorrenza e quindi lo si vede come il nemico, non lo si vede più come il fratello in difficoltà che ha bisogno di aiuto e che bisogna dare aiuto. Ecco, questa ultima parte della nostra intervista vorrei parlare anche della nostra città. Di quale futuro può avere la nostra città, anche alla luce delle recenti inchieste giudiziarie? Abbiamo visto addirittura le dimissioni del prefetto, l'operazione Montagna che ha colpito anche settori dell'amministrazione pubblica, con addirittura anche un sindaco arrestato per concorso esterno, mi pare che dovrebbe essere. Guardi, da noi non si può ritenere che tutto era scomparso e che tutto è finito. Certamente i colpi sono stati dati all'organizzazione criminale, sono stati dati ed è stato fatto molto. Non dimentichiamo che tassi avevamo, gli omicidi che c'erano, che cosa accadeva nei nostri comuni, c'era interi comuni che vivevano momenti di grande preoccupazione, addirittura c'era l'allarme e la sera c'era il coprifuoco nei comuni. Basta ricordare Porto Empedocle, Palma, Canicattì. L'intervento dell'esercito. Basta ricordare l'omicidio di Rosario Livatino, l'omicidio Saetta,
Quindi già tutto questo dell'omicidio Guazelli non dobbiamo dimenticare. Queste pagine per fortuna sono superate, queste condizioni le ha superate. Ricordo che ogni sabato c'era una vittima eccellente allora, nella piazza della città. Appunto, e allora questo clima l'ha superato lo Stato, quindi non solo, ma oggi la cultura della legalità è molto più avvertita, più sentita, più estesa. Anche le imprese non sono più quelle di prima che soggiacevano ai ricatti e soggiacevano non solo ai ricatti, ma magari cercavano il favore e l'aiutino, va bene, di determinate forze oscure e via di sé. Tutto questo non c'è. E in questo devo dire che le forze dell'ordine, ma la stessa prefettura, attraverso le interdittive, tutta la legislazione antimafia che si è avuta in questi anni, l'evoluzione che c'è stata ha contribuito notevolmente. Mi dispiace che quello che è accaduto che è capitato al prefetto Diomede. Perché il prefetto Diomede merita invece il riconoscimento degli agrigentini, non dell'Agrigento città, di tutto il territorio provinciale, perché ha anche corretto, senza darlo a vedere, senza che certe storture e certe esagerazioni che c'erano state nel passato. Vi erano stati momenti in cui l'applicazione anche delle norme antimafia erano avvenute con una certa leggerezza e con una pesantezza enorme, con criteri che erano puramente esteriori e che erano puramente sintomatici, per cui una legislazione che era fatta per garantire le imprese e tutelare le imprese e sottrarre le imprese al pericolo di avere un condizionamento da parte della mafia solo perché c'era un parente, c'era un zio o era andato, avevano visto un tizio a un funerale e bastava per poter già chiudere un'azienda e dare un'interdittiva, mandare a casa, mettere sul lastrico tante famiglie e poi anche aggravare le condizioni economiche, perché quando una banca che fa credito, che sostiene le imprese, però da un momento all'altro quell'impresa subisce una interdittiva, è finito tutto, è finita l'impresa ed è finito anche il credito, non si recupera. Tra l'altro ricordiamo che in quel periodo tantissime aziende avevano iniziato dei lavori abbastanza importanti in tutta la provincia. Potremmo ricordarcene, io credo che non sia dal Pluripiano alla Pratella di Porto Empedocle, insomma tantissimo. Beh, questa correzione c'è stata e tutto questo lo abbiamo avuto sotto la guida del prefetto Diomede. Non solo, ma il prefetto Diomede è stato presente in tutte le amministrazioni. In tantissime emergenze anche che il territorio. In tutte le emergenze e tutti i sindaci, io credo che non c'è un sindaco. Emergenza idrica, emergenza immigrazione. Non c'è un sindaco che possa dire che non abbia avuto il sostegno, l'aiuto alla cosa. Certo, c'è la legge, c'è l'obbligatorietà dell'azione penale e quindi si doveva per forza iscrivere se c'era una notizia di reato che lo ha riguardato, ma parliamoci chiaro, siamo alla notizia del reato, non siamo niente. Specifichiamo questa cosa, la procura ha dovuto chiedere ancora un supplemento di indagine e quindi un rinvio e l'autorizzazione a poter continuare. Quanto durerà questo? Ma almeno 6 mesi, 7 mesi. E naturalmente un prefetto non poteva stare in queste condizioni con una notizia del genere, cioè che il prefetto è indagato. Non può essere, evidentemente. Le istituzioni vanno salvaguardate. Ci dispiace enormemente perché, ripeto, spero che subito si liberi di questa situazione
e chiariscasi, che sicuramente saprà chiarire come stanno le cose, la estraneità a ogni situazione negativa, e dopodiché deve tornare non come prefetto, ma quantomeno lo dobbiamo festeggiare e salutare come si deve per quello che veramente ha meritato. Emergenze idriche, emergenze rifiuti, sono due pesi che ancora non riescono a far decollare sia il nostro territorio. Abbiamo visto oggi l'ennesimo rinvio, insomma, della differenziata. Incominciamo con i rifiuti. Parliamoci. Sono due cappi al collo anche per l'amministrazione regionale. Noi possiamo continuare a sopportare il peso del costo del trattamento dei rifiuti che c'è attualmente? Non lo possiamo più sopportare. Tutti i comuni sono tutti indebitati e i debiti dei comuni diventano i debiti di bilancio poi familiare di tutti, e noi così non possiamo continuare. Pensare che i nostri rifiuti debbano andare a finire in Germania è un lusso che non ce lo possiamo consentire. Siamo poveri, indebitati e vogliamo avere pure, prenderci questo lusso. I rifiuti si producono, e se si producono i rifiuti è anche perché le condizioni di vita sono migliorate, perché prima non se ne producevano rifiuti, nelle case pochissimi rifiuti si producevano, oggi non è più così. E allora, da un canto è il segno di un benessere che comunque esiste, che c'è, ma dall'altro canto noi dobbiamo affrontare la necessità, i termovalorizzatori e tutto quant'altro può esserci di positivo per poter fare scomparire evidentemente erano stati programmati dal governo Cuffaro, ma poi gli altri due governi non hanno ritenuto continuare. E poi attorno ai rifiuti si è creato anche una stortura di carattere, di carattere burocratico e politico che non è tollerabile, perché ha aggravato enormemente il costo di questo servizio. Bisogna agire e non bisogna avere paura della innovazione. I condizionamenti non possono venire su questo terreno, perché a un certo punto l'ambientalismo finisce con mantenere condizioni di arretratezza, e nell'arretratezza c'è la speculazione di chi campa bene, e noi questo non lo possiamo più permettere. Ultimissima domanda, siamo quasi alla fine. Turismo, beni culturali, due risorse che non riescono a far decollare la Sicilia, ma anche la nostra città di Agrigento, con i templi e con tutto quello che abbiamo. Guardi, la Sicilia ha una grandissima possibilità di essere com'è al centro del Mediterraneo, di costituire il punto di riferimento di Malta, ma anche di tutti questi paesi che si affacciano sul Mediterraneo. La nostra storia è una storia di civiltà e di tante civiltà. Noi è il paese, è la regione di Federico II, quindi sotto questo aspetto il nostro deve essere un turismo di qualità, il nostro deve essere un turismo che deve avere grandi aperture, che deve avere grandi collegamenti, e quindi dobbiamo renderlo fruibile, e per renderlo fruibile dobbiamo correre, dobbiamo superare l'handicap che abbiamo, a incominciare dal ponte sullo Stretto di Messina, perché non si doveva fare il ponte sullo Stretto di Messina, non l'hanno voluto fare, poi andiamo a vedere che cosa c'è, gli arricchimenti, che cosa comporta ancora i ferrobot e tutto il resto, ma possiamo ancora restare indietro rispetto all'evoluzione. Al mondo che arriverà senza il ponte sullo Stretto di Messina, arriverà mai l'alta velocità in Sicilia? Non arriverà mai, non ci prendiamo in giro, e non diciamo che lo Stato non fa il ponte, però ci fa le altre cose, così ci hanno preso in giro.
Non è vero, lo Stato non fa né il ponte né le altre infrastrutture. Quindi dobbiamo avere il coraggio di riprendere soprattutto la politica dalla base. Debbono rinascere i circoli politici, debbono rinascere, io mi aspetto, auspico che ci siano i circoli mazziniani, che ci siano i circoli socialisti, che ci siano i circoli cattolici intestati a Sturzo, che la gente si impegni in politica, i giovani li dobbiamo impegnare in politica, debbono avere aspirazioni politiche, debbono diventare una risorsa. In fondo parliamo anche di uno che in questo momento nell'agone politico non lo vediamo, Angelino Alfano. Parliamoci, diciamoci chiaramente, dopo Crispi, sì. Il personaggio, dico, poi c'è stato, ma Mannino non ha avuto tutte le cariche e i ruoli che ha avuto Angelino Alfano. Io ritengo che deve essere anche di esempio, quindi si può, partendo dal basso, si può, anche partendo da Agrigento, si può diventare un grande esponente politico, si possono avere ruoli di governo importanti. Dobbiamo fare in modo che i giovani si cimentino, che ci sia questa partecipazione. Ci deve essere come dire, un impegno corale, perché non possiamo attendere che sia Renzi o che sia Berlusconi o che sia qualche altro, come si chiama il candidato Di Maio. Di Maio, Salvini, insomma tutti questi. A fare qualcosa di concreto per noi, per il Meridione, per la Sicilia. Dobbiamo saper lottare noi stessi. Bene, noi ringraziamo l'avvocato Enrico Quattrocchi che gentilmente ha accolto il nostro invito. Abbiamo voluto fare così una chiacchierata sulle tante problematiche che purtroppo ancora nel nostro territorio sono presenti. Grazie avvocato. Voi. Grazie. Buonasera ai nostri telespettatori, ricordo sempre che potete vedere questo programma sulla nostra canale digitale LCN92 in tutta la Sicilia e Bassa Calabria, dopodiché inseriremo anche il programma sul nostro canale YouTube, Twitter e Facebook. Grazie e un buon fine settimana. Grazie avvocato, un buon fine settimana anche a lei. Buonasera.